specchio di... La Rodriguez. Poi se non gli possiamo assomigliare fisicamente, gli vogliamo assomigliare con moda, con la moda. Ci mettiamo tutti questo famoso perizoma perché dà l'illusione di avere una chiappa alta. Solo che dopo i 40 il perizoma è vietato dalla legge, eh? Perché se dopo i 40 ti ostini a comprare il perizoma devi comprare anche un paio di tenaglie in dotazione, perché la sera quel filo... C'è amore, ma non avevo la mutanda, che a seconda dell'Italia si chiama in maniera diversa. A Roma si chiama perizona perché sta in zona, ma in Sardegna il modo più bello per chiamarlo ce l'avete voi, spaccadrodio. Tutti col perizoma. Io a volte lo indosso. Mia madre prende il perizoma e dice: ma cosa lo lavi a fare che il sapone non lo prende? Non ci vuole la molletta per i panni quando lo stendi, ci vuole la forcina per i capelli. Si gira mio padre a mia madre che ancora oggi pesa 115 kg, gli fa alla faccia tua che quando stendi le mutande sembrano i pannoni per raccogliere le olive. Con 2 mutande di mia madre è finita la terrazza, però che com'era bella la mutanda di una volta, di una donna, alta con l'elastico che ti prendeva da sotto. Era familiare quella mutanda, invece oggi con questo perizoma sono donne finte, che si fanno anche le unghie finte. Una volta con quella mutanda se ti entrava nel sedere, un attimo era che... Oggi con le unghie finte non te la tiri fuori dal sedere neanche se ti pagano. Io le ho portate per un mese, la prima volta che ho fatto il bidet stavo per morire. Stavo facendo la fine di Capitano Uncino. Lasciate fare, sono belle le nostre di donne, un po' in carne. Io sono arrivata oggi, sono scesa all'aeroporto di Cagliari Elmas, una signora mi ha fermata e mi ha detto: ma lei non è Valentina Pezzi, è quella che lavora in televisione? Dico: sì signora, sono io. Ma lo sa che è meglio da viva? Beh, lo credo bene, c'è un po' decolorito. Da morta non è una bella veduta. Un'altra signora mi fa: ma lei non è Valentina Pezzi, è quella che lavora per la televisione? Dico: sì, un altro paio di rate e l'ho finita di pagare. Poi comincia a lavorare per una lavastoviglie, la lavatrice. La Rodriguez a voi uomini, perché siamo un popolo di uomini maiali. Che ve la fa vedere, non ve la fa vedere, ve la dà, ma tanto a te non te la dà. Quindi. Perché poi l'uomo italiano con queste donne è diventato vizioso. Una mia amica l'altra sera mi ha chiamato e dice: l'altra sera stavo facendo l'amore con mio marito e mi ha detto: amore, perché non ti lamenti? E lei non capiva, dice: ma perché mi devo lamentare? Perché la donna che si lamenta nell'atto sessuale mi fa arrivare il fuoco al cervello. La mia amica le ha detto: vabbè, mi devo lamentare, sì, si è rotta la lavastoviglie. Aveva capito che era quello il lamento.